Noi abbiamo una trentina di impianti, stiamo parlando di grossi impianti in Veneto, l'85% sono in provincia di Belluno in termini di potenza, e quindi la ricaduta sarà di questa legge per l'85% nel territorio della provincia di Belluno. Le ricadute della nuova legge regionale sulle derivazioni elettriche avrà immediati effetti sul territorio bellunese. Non a caso il testo è stato presentato nella sede del Genio Civile di Belluno. Di fatto la norma approvata in Consiglio regionale a inizio settimana va a modificare i rapporti tra i proprietari delle concessioni idroelettriche e il territorio, sancendo l'obbligo per i titolari di grandi derivazioni di fornire ogni anno a titolo gratuito alla Regione 200 kWh di energia elettrica per ogni kilowatt di potenza nominale. Per ogni kilowatt di potenza installata, gli attuali proprietari delle centrali dovranno versare dei soldi o dell'energia elettrica gratuitamente ai territori in cui questi impianti sono presenti. Botaccina evita la polemica diretta con l'ente provincia, che di fatto ha chiesto di poter beneficiare del 100% delle quote di energia. Di fatto un nuovo fronte istituzionale che riguarda da vicino il tema della specificità bellunese, ma la novità più eclatante però riguarda i rapporti futuri quando le concessioni scadranno. Alla scadenza delle concessioni idroelettriche le centrali diventeranno a titolo gratuito di proprietà pubblica, quindi non saranno più di chi le ha costruite, ma saranno di proprietà pubblica. E di conseguenza tutti gli introiti saranno di proprietà pubblica, quindi della collettività.